Stasera parleremo della Repubblica Sociale, come per molti che sono cresciuti un periodo chiamavano non i repubblicani ma i repubblichini. E parleremo con il professor Amedeo Osti della Facoltà di Scienze Politiche di Padova e con lui dialogherà ormai il nostro carissimo amico Bruno Desidera, che quando non sa cosa fare viene a parlare qua con noi. Io spero che l'intervento sia interessante e lascio la parola. In fondo per chi vuole poi ci sono i libri. Buonasera a tutti, grazie per aver questa volta per il gentile invito che mi fate. Vengo sempre volentieri ci sono appunto degli incontri, quelli che vengono organizzati dalla Lega, molto interessanti e molto variegati. Quindi in questo caso la rassegna, come sapete, è legata alla storia, in particolare all'anniversario dell'80° della liberazione, dunque una scadenza importante e un tema importante. Viene declinato in vari modi e questa sera l'approfondimento è dedicato alla Repubblica Sociale Italiana, quindi alla cosiddetta Repubblica di Salò, che per insomma circa un anno e mezzo si installò anche in questo territorio, insomma, nel nord Italia, quindi anche qui. E quindi insomma credo che sia giusto ricordare questa pagina. Abbiamo con noi un esperto che ha scritto già 2 volumi su questa parte, su quella che lui chiama appunto l'ultima guerra del fascismo, che è il titolo del libro più recente edito da Carocci e che appunto, come diceva Maurizio, trovate anche in fondo alla sala. La Repubblica Salò è l'ultima appunto guerra del fascismo. Su questo appunto ha dedicato i suoi studi anche oltre a molti altri temi. Amedeo Osti Pazzi, che è docente di storia contemporanea alla Università degli Studi di Padova, facoltà appunto di scienze politiche. E Osti Guevazzi è romano, nasce infatti a Roma, si laurea all'Università La Sapienza in lettere nel 1992, consegue il dottorato nel 1999 a Torino ed è autore di numerosi saggi, in particolare, anche se non esclusivamente, sul periodo del fascismo. Ha insegnato appunto in passato anche all'Università La Sapienza, ha collaborato con realtà culturali, vari istituti, tra cui dal 2017 con la Fondazione Museo della Shoah di Roma. E questi appunto in passato già avete scritto un libro sempre su questo periodo, Nessuna misericordia, storia della violenza fascista, un libro scritto nel 2022. Ecco, a lui insomma ci apprestiamo a dare la parola, noi ringraziamo per essere qui questa sera appunto ad affrontare questo tema. Io nel leggere questo libro ho notato una grande accuratezza, una grande precisione per far parlare i fatti che però non sono evidentemente neutri, ma dipingono quella che non solo è stata l'ultima guerra del fascismo, ma è stato anche l'ultima pagina più drammatica, mi pare che sia un po' questo quello che emerge dal volume, l'ultima pagina più drammatica di un ventennio che già è stato insomma una pagina nera della storia d'Italia, la pagina più nera di un libro nero, mettiamola così. Perché? Perché si tratta di mesi che in qualche modo in cui il fascismo cerca di perpetuarsi,
nel farlo si appiattisce ancora di più sul nazismo, nel farlo accetta la prospettiva di una guerra di fatto civile per gli italiani. E questo appiattimento sul nazismo significa anche un antisemitismo e una collaborazione alla tragedia della Shoah ancora più intensa rispetto a quanto era accaduto appunto negli anni precedenti già con le leggi razziali. Quindi è una fase cruenta, una fase terminale, ma non per questo meno drammatica, anzi proprio per questo forse lo è di più, in cui appunto il fascismo accentua anche quei suoi tratti, diciamo, di razionalità. Ostigorazzi affronta le varie tematiche, quindi quella dell'andamento militare, di quella che fu appunto il conflitto con gli alleati e poi anche quello appunto con il fronte interno della resistenza, ma affronta anche i nodi politici fino a partire dal 25 luglio, dall'antefatto, quindi appunto la caduta del regime fascista e appunto l'arresto di Mussolini, e quindi poi la sua fuga, appunto, l'installazione della Repubblica Sociale Italiana fino appunto all'epilogo con l'uccisione di Mussolini, di Clemente Petacci, come è noto. E ripeto, mesi molto drammatici che confermano, ma mettendo in fila fatti più che dando teorie, appunto quello che dicevo, appunto, una pagina particolarmente nera, ecco, nella prefazione cito anche il senso poi di un volume che appunto ha anche in qualche modo un'accentuazione di quello che riguarda anche il dibattito che magari si ha oggi nel paese, e l'autore dice che soltanto in Italia c'è ancora qualcuno che cerca a volte, no, di dire, di tratteggiare alcune cose positive, non negative, fatte dal fascismo. C'è un dibattito su un momento invece negativo e aberrante della storia. Il fascismo in Europa, scrive Ostigorazzi, è considerato una delle esperienze più aberranti della recente storia del continente, e chi lo difende o tenta di rivalutarlo viene escluso dalla lotta politica o emarginato ed espulso dal mondo accademico. E un ricercatore che definisse il fascismo come un regime tutto sommato bonario, il colonialismo come portatore di civiltà e i collaborazionisti quali difensori della patria, non passerebbe il vaglio della comunità degli studiosi, che giustamente lo considererebbe un ignorante o un propagandista politico. Quindi questa è un po' una premessa, ma poi c'è tutto il resto, che è appunto un lavoro molto accurato sul quale per capire, magari conoscere il quale do appunto la parola al professore, chiedendogli così di dirci intanto perché la Repubblica Sociale Italiana, quindi cosa lo ha incuriosito e perché questo periodo è così importante da studiare, così interessante, c'è una drammaticità da studiare, e poi appunto se ci dice quelle che sono le linee principali che hanno animato questo studio, sia dal punto di vista appunto della storia del fascismo, sia dal punto di vista delle vicende anche belliche militari di quel periodo. Grazie ancora e con il lavoro. Buonasera a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito, grazie per l'introduzione, grazie all'associazione che mi ha invitato, grazie a voi che siete qui. Allora, il motivo per cui a me è sempre interessata moltissimo la Repubblica Sociale Italiana nasce anche da un motivo familiare, nel senso che buona parte della mia famiglia ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Nel senso che, adesso tralascio i dettagli più imbarazzanti, però a casa mia la memoria era quella positiva della Repubblica Sociale Italiana. A casa mia si leggevano i libri di Giorgio Pisanò, che è stato importante esponente della Repubblica, nonché storico della Repubblica Sociale, nonché super fascista.
E si arriva a questa opinione, insomma, che in fondo i buoni erano quelli neri e non quelli rossi. Per cui sono cresciuto con questa memoria, con questi miti, con queste leggende familiari. Però a casa mia si studiava molto, si leggeva molto, in particolare mia mamma era una persona che valutava le persone unicamente in grado, quanti libri avevi letto nel corso della settimana, no? Una delle sue refrene era: figlio mio quanto sei ignorante, appunto, per cui uno era spinto a studiare e a leggere. E si dibatteva, comunque si discuteva molto, anche perché erano gli anni fine anni 70, inizio anni 80, e c'erano i fratelli più grandi, c'erano gli amici dei fratelli più grandi, che insomma si discuteva, per cui era una famiglia sicuramente di conservatori, di nostalgici, ma nello stesso tempo una famiglia molto aperta allo studio e al dibattito. Quindi mi sono messo a studiare. E appunto la cosa, le immagini che mi venivano dalla memoria familiare venivano continuamente smentite da quello che andavo a leggere prima sulla storiografia, ma poi quando sono andato in archivio. Quando uno va in archivio e comincia a confrontarsi con i documenti, lì è difficile negare le cose, lì è difficile dire no, la storia la scrivono i vincitori. La storia la scrivono gli storici bravi, e gli storici bravi la scrivono sulla base dei documenti, e i documenti, quando tu leggi i racconti, i rapporti delle brigate nere che dicono oggi abbiamo fatto un rastrellamento, abbiamo bruciato determinati villaggi, abbiamo impiccato 8 persone, abbiamo ucciso 8 civili, insomma fai un po' fatica a fare i conti con la memoria familiare, ecco, e fai un po' fatica a giustificare certe determinate azioni. E questo è il motivo che mi ha sempre spinto molto. Poi c'è una fascinazione generale, c'è questa atmosfera cupa di morte, di tragedia, della fine di un regime, della fine di una dittatura, questi disperati, alcuni dei quali, pochi in realtà, continuano a combattere fino all'ultima pallottola, per cui c'è sicuramente un aspetto della Repubblica Sociale Italiana che mantiene il fascino per determinate persone è ancora molto forte. Questa idea romantica, no? Della Repubblica Sociale che combatte sola contro tutti, odiati e fieri, no? Tutti gli slogan poi della Repubblica Sociale, no? Erano questi quando si rendevano perfettamente conto di essere totalmente isolati. E questo mi ha sempre spinto a studiare queste cose. Però, ripeto, è stato anche uno shock per me studiare queste cose e andare in archivio e vedere determinate cose. Uno dei primi lavori che ho fatto su questo periodo è stato un libro che si chiama Caino a Roma, in cui mi sono imbattuto nei processi a quei collaborazionisti romani che vendevano gli ebrei nazisti. E andando in archivio ci sono i processi ai collaborazionisti. E la cosa, per sicuro, fa una certa impressione, perché era abbastanza giovane ancora, per me la Shoah era ancora Auschwitz, i nazisti, qualcosa di lontano da noi, qualcosa di esotico in qualche modo, i nomi sono sempre strani, sia delle vittime che dei carnefici. E poi andavi in archivio, vedevi questi documenti e vedevi che Giacomo Spizzirino era stato arrestato a Via Regula, a 5 metri da casa mia, dal signor Scarpato, no? E spedito poi ad Auschwitz. E vi assicuro, quando si cominciano a vedere questi documenti uno rimane veramente un po' perplesso, a vedere la propria città, la propria società in maniera diversa, quei posti che tu conosci perché ci sei cresciuto, perché li frequenti, perché per te sono i posti della vita quotidiana, assumono tutto un altro aspetto, tutto un altro colore, molto più cupo e molto più tragico. La Repubblica Sociale Italiana nasce per cancellare l'onta del tradimento. La Repubblica Sociale Italiana nasce per cancellare l'8 settembre. Per cui nasce per combattere. Mussolini lo dice in tutte le maniere possibili e immaginabili, sia privatamente, sia sui giornali, sia alla radio: noi dobbiamo cancellare l'onta del tradimento. E soltanto attraverso il sacrificio del sangue, possibilmente non suo, gli italiani potranno riscattare la vergogna di aver tradito l'asse e il camerata germano. Per cui
l'unica cosa che interessa Mussolini, l'unica veramente politica che lui fa, è una politica di tipo militare. Lui sogna, nell'autunno del 1943, di creare un grande esercito. Dice, perché abbiamo perso la guerra? Il ragionamento suo è semplice, sbagliato, ma semplice. Abbiamo perso la guerra perché siamo stati traditi. Tenete conto che Mussolini non capiva niente di arte militare, però non ci capiva niente. La sua esperienza era caporale dei bersaglieri per pochi mesi sul fronte della prima guerra mondiale. Lui non ci capiva niente, non sapeva di tecnologia, non sapeva di armamenti, non sapeva di logistica, di strategie, di tattica, niente. E lui dice, perché abbiamo perso? Abbiamo perso perché ci hanno traditi? No, perché è stato così folle da entrare in guerra contro Stati Uniti, Unione Sovietica e Impero Britannico. No, abbiamo perso la guerra perché noi, di grande potenza, siamo stati traditi dal re e dall'alto comando. Adesso che non c'è più il re, non c'è più l'alto comando, gli italiani si raccoglieranno di nuovo intorno al fascio Vittorio e sotto la mia guida torneranno a combattere, e questa volta riusciamo. E siamo nell'autunno del 43, quando la guerra ormai, insomma, è abbastanza chiaro da che parte stesse andando. Lui sogna di creare questo grande esercito, sogna di chiedere ai tedeschi le armi, chiede ai tedeschi i soldati. Tenete conto che 600.000 o 800.000 internati militari fatti prigionieri subito dopo l'8 settembre, che sono tutti nei laghi in Germania. Chiede ai tedeschi di ridare i soldati, e i tedeschi gli dicono ma vediamo. Chiede ai soldati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, e i soldati gli dicono in grandissima parte no, e rimarranno nei laghi a fare una vita terribile fino alla fine della guerra. Si ritrova quindi a fare una guerra piccola, molto piccola, diciamo così, in termini numerici, con pochi uomini, che sono in parte quei piccoli reparti che non avevano mollato l'8 settembre. Alcuni reparti si rifiutano di obbedire agli ordini e continuano a combattere a fianco dei tedeschi. Alcuni degli internati militari, in parte solo per trovare l'Italia, prendono e aderiscono alla Repubblica Sociale Italiana, e poi c'è la leva. Per cui, a occhio e croce, lui mette in piedi un esercito di circa 150.000 uomini, che non è pochissimo, ma è anche molto poco rispetto ai numeri di cui stiamo parlando, cioè ai milioni di soldati sovietici, ai milioni di soldati tedeschi, ai milioni di soldati del Commonwealth britannico. Insomma, stiamo parlando di briciole. E non può fare la guerra grossa, lui non può combattere contro gli anglo-americani, non può mandare le truppe al fronte, per una serie di motivi. I suoi soldati sono stati comunque addestrati troppo in fretta, sono truppe male equipaggiate, ancora abbastanza male equipaggiate, male armate, e che non messi di fronte agli inglesi e agli americani avrebbero fatto un disastro. Un assoluto disastro. Non sarebbero stati in grado di combattere, non per mancanza di coraggio o mancanza di valore, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di truppe male armate, male equipaggiate, col morale a terra, perché comunque quando rientrano le divisioni addestrate in Germania siamo nel luglio del 44 e ormai la guerra anche in Italia si sa dove sta finendo. Per cui i tedeschi si rifiutano di mandare queste truppe al macello e li mettono fondamentalmente a fare la guardia alla costa, sulla costa tirrenica. Gli rimane da combattere però un nemico interno molto forte e molto importante, che sono i partigiani. Partigiani che arrivano a dei numeri piuttosto importanti. Le valutazioni della stessa Repubblica Sociale Italiana arrivano a 120.000, 150.000 uomini, cioè quasi quanti quelli della Repubblica Sociale Italiana. Un numero enorme di partigiani. Tenete conto che con qualsiasi guerra di insurrezione ha bisogno di tempo per organizzarsi, ha bisogno di molto tempo e ha bisogno di santuari che in Italia non c'è. Per cui facciamo l'esempio del Vietnam. I vietnamiti hanno combattuto per 30 anni prima di riuscire a sconfiggere gli americani, e appunto, ci sono avuti 30 anni di organizzazione.
I partigiani italiani in pochissimo tempo riescono comunque a mettere in piedi una fortissima esercito partigiano, e la Repubblica Sociale Italiana deve combattere questo. Cioè l'ultima guerra del fascismo fondamentalmente è la guerra civile, combattere contro i partigiani. Questo è lo scopo e questo è la strada, diciamo così, ciò che la Repubblica Sociale Italiana fa per tutto il suo periodo di vita. Lo fa attraverso svariati tipi di guerre, di metodi, di strategie e di tattiche, ma ha un limite, anzi ha più limiti. Il primo limite è quello militare, cioè i soldati della Repubblica Sociale Italiana non sono addestrati a fare la controguerriglia, non la sanno fare. Non la sanno fare perché l'esercito italiano storicamente non ha mai creato o ideato una strategia di controguerriglia. Non la sanno fare. L'unica cosa che sanno fare è terrorizzare la popolazione. Gli italiani l'hanno fatto in Libia negli anni 20, l'hanno fatto in Etiopia negli anni 30, l'hanno fatto nei Balcani negli anni 40. L'unica cosa che sapevano fare gli italiani era radere al suolo i paesi, fucilare per vendetta o per rappresaglia i parenti e i civili dei partigiani, deportazione di massa. Quando c'era la possibilità, uso dei gas. Per cui gli italiani nel 43-45, i fascisti repubblicani, fanno esattamente quello che hanno fatto i loro fratelli maggiori o loro stessi nei Balcani o in Etiopia. Cioè combattono senza delle strategie efficaci, ma non combattono tanto quanto contro i partigiani, ma combattono direttamente contro la popolazione civile. Per tagliare l'erba sotto i piedi dei partigiani o per prosciugare l'acqua dove muore esce dalla guerriglia, per citare Mao, bisogna cancellare l'appoggio della popolazione, tagliare l'appoggio della popolazione ai partigiani. E loro lo fanno attraverso il terrore, perché non riescono militarmente a prendere i partigiani. Chi lo sa fare la controguerriglia sono i tedeschi, quelli che riescono a fare grosse operazioni sono i tedeschi. I fascisti vengono sempre al lato dei tedeschi, diciamo così, vengono utilizzati come forze ausiliari. Per cui non lo sanno fare dal punto di vista militare, ma una guerra civile si vince soprattutto dal punto di vista politico. Qualsiasi manuale di controguerriglia, da quelli francesi del XIX secolo a quelli inglesi del XX secolo, o quelli americani, dicono tutti: non si può vincere una guerra civile o una guerra di controinsurrezione senza un progetto politico, senza un'idea politica. Cioè tu devi avere un'idea politica più forte di quella degli insorgenti. E i fascisti questa non ce l'hanno. Non ce l'hanno perché la loro unica politica militare è quella di sterminare le popolazioni che non si arrendono. E non hanno un'idea politica di futuro da proporre alle popolazioni. Loro l'unica cosa che propongono è: continuiamo la guerra. Cioè noi stiamo combattendo per cancellare l'otta del tradimento a delle popolazioni che, stremate da 4 anni di guerra, non ne potevano più della guerra. Combattiamo ancora a fianco dell'alleato germanico, ma l'alleato germanico si stava comportando in maniera talmente brutale e violenta come terra di occupazione che erano, come dire, assolutamente odiati dalla popolazione. Cioè tutto ciò che la Repubblica Sociale Italiana fa di politico è proporre delle parole d'ordine che non hanno più alcun senso, che non hanno ancora più eco negli italiani del 1944. Per cui non c'è più alcun consenso nei confronti della Repubblica Sociale Italiana. La Repubblica Sociale Italiana continua a combattere fino al maggio del 1945, ma senza alcuna speranza né militare né politica. Il senso del fallimento della Repubblica Sociale Italiana è doppio, quindi è strategico e militare, quindi strettamente militare, ma soprattutto politico. Più o meno quello che ho capito. Grazie per questa prima presentazione che appunto mette in evidenza questa tragicità anche di questa guerra civile. Ecco, la cosa che un po' leggendo colpisce, ma è l'interrogativo che lei stesso si pone, è
come mai dentro a questo scenario, dentro a quella che è una guerra disperata, tanti italiani comunque stanno con Mussolini, perché comunque ci furono tanti partigiani, ma furono tanti anche coloro che appoggiarono questo stato fantoccio, diciamolo così, questo stato messo su al bene e meglio in pochissimo tempo. Allora, le risposte sono tantissime, i motivi sono tantissimi, c'è chi continua a combattere perché non sa fare altro. Immaginate un ufficiale che è entrato nell'esercito all'inizio del Novecento, ha fatto gli anni 10, si è fatto la prima guerra mondiale, poi continua, magari è rimasto ufficiale di carriera, si è fatto la Libia, si è fatto l'Etiopia, si è fatto la seconda guerra mondiale e non sa fare altro. Cioè è un ufficiale di carriera e non sa fare altro e non è culturalmente, psicologicamente assolutamente pronto a fare una scelta che è quella della guerra di guerriglia, che è difficilissima da fare. Per un militare di professione fare il partigiano è un'aberrazione. Sono stati cresciuti con l'idea che la guerra dei guerriglieri è una guerra illegale, una guerra di banditi, e quindi non ce la fanno. Anche quei militari infatti che finiscono la resistenza fanno una gran fatica ad adattarsi a questo nuovo tipo di guerra, che infatti alcuni fanno degli errori terribili. C'è tanta gente che rimane nell'amministrazione, anche qui un po' chi per mantenere il posto di lavoro. C'è chi comunque obbedisce all'autorità e in quel periodo l'autorità costituita l'autorità di fatto era la Repubblica Sociale Italiana. C'è chi si è veramente schifato dal tradimento, cioè tenete conto che il tradimento dell'8 settembre, insomma il comportamento della monarchia e delle classi dirigenti, insomma non è che ci abbiamo fatto una gran figura in generale. Se pensate alla fuga del re di Badoglio, a quanto si dice ci fu una lista per salire sulla nave Baionetta per scappare tra altri ufficiali, cioè delle scene veramente che se non avessero avuto quelle conseguenze che hanno avuto, insomma sono da come delle mani. Gente che fedeltà d'armi al camerata tedesco, gente che continua a combattere. Perché? Perché io ho combattuto per 3 anni fianco a fianco col camerata Richard, come dicevo la canzone dell'epoca, io adesso non me la sento di spararmi addosso. Gente che aveva perso i familiari in Russia, ad esempio nei Balcani, e dice ma che senso ha avuto tutto questo? Poi se volete vi racconto appunto uno dei motivi della storia familiare. Mio papà a 16 anni si arruola volontario nella 10ª Flottiglia Mass per un semplice motivo: figlio di un militare, cresciuto da una zii, perché il nonno stava sempre in giro come militare, cresciuto da una famiglia di agrari toscani super fascista, quale altra scelta poteva avere un ragazzo cresciuto in quell'ambiente e con quei valori? Non aveva proprio gli strumenti culturali per capire che c'erano delle alternative. Per cui si arruola nella 10ª Flottiglia Mass e combatte tra l'altro anche in queste zone, almeno fino al 1944, poi non so, non ho mai capito bene se ha disertato o non lo so. So che è sopravvissuto, se no non sarei qui a parlare. E però sono quei ragazzini che si arruola, uno di quei ragazzini che si arruola nella Repubblica Sociale Italiana perché è nato e cresciuto con i miti del fascismo, con i miti dell'eredità imperiale, col mito del Duce, col mito di Mussolini, e che non riesce assolutamente a accettare quello che è successo. Tra le storie di delazione che ho trovato, ad esempio, c'è la storia di un futuro senatore del Movimento Sociale Italiano che a 17 anni a Roma denuncia il suo professore di musica ebreo. Il professore di musica ebreo continuava a lavorare come professore privato in clandestinità e questo ragazzino, figlio e nipote di super fascisti, lo denuncia. E il professore di musica ebreo finirà ad Auschwitz. Perché? Perché questo ragazzino di 16 anni, pur di fare qualcosa per salvare la patria in pericolo, come le è stata raccontata dalla
propaganda fascista cosa fa? Denuncia il suo professore ebreo. Cioè è una generazione impregnata di questi miti e che vede, quando crolla il fascismo il 25 luglio, veramente per loro è la fine del mondo. E poi quando arriva l'8 settembre è la fine del mondo all'ennesima potenza. Pensate all'umiliazione, pensate al dolore che questa gente deve provare. Poi certo c'è gente che ne approfitta per capire ciò che è stato il fascismo e passa dall'altra parte, gente che entra nella resistenza, ma per tanti ragazzi di quella generazione, nati e cresciuta in quell'ambiente, in quegli ambienti non c'era un'altra Italia. Cioè se la caduta del fascismo era il crollo del mondo, fondamentalmente, per cui quando torna Mussolini dice no, forse adesso si avvererà il vero fascismo. Mi ha accennato adesso all'antisemitismo che aveva iniziato prima, no, anche per il fascismo, ma che forse raggiunge anche qui alcune delle pagine più buie. Ecco, come la Repubblica Sociale Italiana mette in atto politiche antisemite, in qualche modo si può parlare anche di Shoah italiana, mi pare sia questo il titolo del capitolo, del paragrafo in cui si parla di questo nel libro. Bisogna sempre tener conto appunto di cosa ha voluto dire l'estate del 1943, cioè perché fino al 1943 gli ebrei erano perseguitati in Italia, ma non correvano pericoli di vita. Cioè fino all'8 settembre del 1943, anzi nei territori occupati, l'esercito italiano molto spesso protegge gli ebrei di fronte agli ustasciacroati, di fronte ai nazisti stessi, per svariati motivi, adesso non entro qui nelle polemiche storiografiche, ma è il dato di fatto che se sei in Italia o se sei sotto il territorio sotto l'occupazione italiana, tu non rischi la vita. Dopo l'8 settembre cambia tutto, perché dopo l'8 settembre ci sarà invece la deportazione degli ebrei italiani, complice la Repubblica Sociale Italiana. Perché il 25 luglio e l'8 settembre è una umiliazione, ripeto, un'umiliazione apocalittica. Cioè, in un regime, in uno Stato, in una cultura che faceva della virilità militare, della capacità militare, dell'eroe soldato, il centro dell'universo, vedere prima il duce messo in posizione orizzontale, del Benedetto, nell'ambulanza e messo in galera. E poi l'8 settembre c'è la sconfitta contro gli anglo-americani, perché c'è l'armistizio, ma c'era la sconfitta contro la Wehrmacht, perché 800.000 prigionieri in poche settimane, insomma, sono numeri grossi. È un'umiliazione apocalittica. Bisogna trovare una spiegazione a questa umiliazione. Chi ha tradito? Ovviamente il re, la monarchia, la casa Savoia in generale, e l'alto comando, eccetera, eccetera, e ovviamente gli ebrei. Perché ovviamente? Perché comunque la propaganda antisemita dal 36 al 43 ha fatto danni, ha inserito nel discorso politico e nel sentire comune il fatto che gli ebrei sono nemici. E quindi chi aderisce alla Repubblica Sociale si chiede perché il regime è caduto, si chiede come si può fare un nuovo fascismo che non abbia l'Italia del regime, e si chiede cosa fare. Per cui le richieste di essere duri nei confronti degli ebrei nascono già nell'ottobre e novembre del 1943, quando ci sono i primi congressi locali del Partito Fascista Repubblicano. Cioè la base del partito che chiede a Mussolini: adesso facciamola finita con i traditori, adesso la facciamo finita con gli ebrei. La Repubblica Sociale non ha le forze all'inizio del 43, nell'autunno del 43 ancora, per deportare gli ebrei. Arrivano i tedeschi e c'è la Shoah in Italia fatta dai tedeschi, cioè le prime deportazioni le fanno i tedeschi. Ma da gennaio e febbraio del 44 non sono più i tedeschi, sono i fascisti ad arrestare e deportare gli ebrei. Li arrestano, li chiudono in campi di concentramento provinciali organizzati dalla Repubblica Sociale Italiana. Da qui vengono tutti trasferiti prima al campo di concentramento di Fossoli, poi quando Fossoli viene chiuso vengono portati a Verona, o a Bolzano, scusate. E da qui si parte per Auschwitz.
e lo sapevano tutti. Cioè, quando i prefetti organizzano i trasporti, quando i prefetti organizzano i pullman per portare questi disperati a Fossoli o a Bolzano, lo sanno dove stanno andando. Quanti? Tanti. Tenete conto che secondo appunto svariate ricerche avvenute in questi anni, dal gennaio al maggio del 1944 a Roma vengono arrestate e deportate circa 750 persone considerate ebrei. Di queste 750, tra i 500 e i 550 sono o arrestate o deportate o tradite da italiani. Del rimanente non lo sappiamo. Cioè vengono presi quasi tutti dagli italiani. Perché? Perché c'è appunto c'è questo odio nei confronti del traditore, del tradimento, odio nei confronti dell'ebreo, che fa dei fascisti repubblicani dei fascisti radicalmente antisemiti. Dei fascisti che vogliono eliminare gli ebrei dalla società italiana. E non ce l'hanno fatta perché gran parte della società italiana ha protetto gli ebrei. Se ci sono 750 ebrei deportati da Roma, ci sono migliaia salvati principalmente dalla Chiesa Cattolica. Però questi 750 sono numeri importanti, secondo me, sono numeri alti. Un po' di approfondimento, credo sia interessante capire su come si svolge il conflitto civile in quegli anni, sia come era nel contesto, per esempio, qui Veneto, di piccoli centri o per esempio anche in zone collinari, montane, come nel caso del Monte Grappa, sia invece per il nord Italia è anche insomma, un posto densamente abitato con grandi città come Milano, Milano, non solo, e quindi anche una guerra che si svolge sia nelle campagne, sia nelle montagne, sia nelle città, con le diversità di tipo di conflitto che ci furono in quegli anni, che nel libro poi vengono anche tratteggiate e spiegate bene. Allora, le grandi operazioni le fanno i tedeschi. In generale le grandi operazioni le organizzano e le svolgono i tedeschi con i fascisti che svolgono principalmente il compito di informatori o di cordone di sicurezza intorno alle zone di combattimento. Perché? Perché i tedeschi contro guerriglia la sanno fare. E i fascisti meno. I tedeschi sono meglio armati, meglio equipaggiati, hanno i camion, hanno la benzina, hanno i carri. Gli italiani no. Ci sono un paio di operazioni, grandi operazioni organizzate dalla Repubblica Sociale Italiana sulle montagne, che sono un fallimento. Una è la marcia contro la Vandea, cosiddetta, cioè nel luglio del 1944 Mussolini chiede a Maresciallo Graziani di ripulire la Vandea reazionaria, cioè il Piemonte. Era il centro della forza militare partigiana. Graziani e il suo capo di Stato Maggiore Archimede Misti organizzano quindi un rastrellamento in grande, cioè si parte da Torino con due colonne, una verso Cuneo e l'altra verso sud, e si dovrebbe smantellare quelli che sono i santuari partigiani. Ed è un fallimento totale perché? Perché i fascisti non sono in grado militarmente di sconfiggere le bande partigiane. Ovviamente li mettono in difficoltà, ovviamente questi rastrellamenti comportano la distruzione di rifugi, comportano la distruzione di villaggi, ma non riescono a smantellare le bande. Le bande si spostano molto spesso e si ricostituiscono in continuità. Come la fanno? La fanno attraverso il terrore, come vi dicevo, cioè incapaci di agganciare le bande, i fascisti se la prendono con la popolazione civile. Per cui se trovano dei fucili o sospettano che ci siano che la popolazione abbia aiutato i partigiani, danno fuoco al paese, deportano le persone e ammazzano qualcuno. E qui i rapporti delle forze repubblicane sono chiarissimi. Abbiamo fatto un rastrellamento del paese di X, abbiamo ucciso 50 persone e abbiamo recuperato 5 fucili. Non potevano essere tutti partigiani, ovviamente. 50 persone, 5 fucili, uno per 15 persone, vuol dire che hanno preso dei fucili, dei civili a caso e li hanno ammazzati a caso. Per cui la marcia contro la Vandea si rivela un fallimento, perché dopo poche settimane a settembre
quelle stesse zone che erano state sgomberate, da cui erano stati sgomberati i partigiani, tornano sotto il controllo dei partigiani. E poi c'è la guerra più sporca, ancora di più, che la guerra delle città. La guerra delle città è ancora più dura, se vogliamo, ancora più difficile. Perché? Perché nelle città si muovono i GAP, i gruppi di azione patriottica, cioè i terroristi quasi tutti organizzati dal Partito Comunista. E qui una guerra di spie e controspie, in cui i GAP sono pochissimi, i GAP, gruppi di decine di persone, che però sono estremamente efficaci perché sparano il terrore attraverso attentati militari o attentati mirati contro ufficiali fascisti in genere, gerarchi fascisti, a volte familiari di fascisti, oppure più raramente ufficiali tedeschi. E questo genera un'atmosfera di sfiducia nella popolazione, perché la popolazione si rende conto che neanche nelle città la Repubblica Sociale Italiana riesce a mantenere l'ordine, e di terrore nei confronti di chiunque vesta la camicia nera, perché chiunque veste la camicia nera è un possibile bersaglio, per cui sono tutti terrorizzati. E come si svolge? E i fascisti in questo sono bravini. Perché? Perché è una guerra di spie contro spie. I fascisti, come i nazisti, utilizzano tantissimo l'infiltrazione. Cioè, tenete conto, sono gruppi che si organizzano in brevissimo tempo, i gruppi partigiani, e che non hanno molto spesso le conoscenze della vita clandestina, di come si fa la vita clandestina, di come si hanno le misure di sicurezza, e quindi sono facilmente infiltrati. Per cui c'è una banda a Roma, bandiera rossa, i comunisti non legati al Partito Comunista, che viene smantellata perché uno dei dirigenti è un fascista infiltrato, e in quali poche settimane li fa restare tutti. I GAP di Roma vengono smantellati dopo Via Rasella perché uno dei gabbisti viene fatto prigioniero, viene portato nelle prigioni fasciste e viene torturato. E ovviamente parla, e in breve tempo tutta la rete di GAP centrali di Roma, quelli che appunto hanno messo la bomba per Rasella, viene smantellata. E più utilizzano, perché dicono che è una guerra sporca? Perché è una guerra che utilizza, se i partigiani utilizzano il terrore, diciamo il terrore fatto dai nazisti e dai fascisti è all'ennesima potenza. Le ville tristi, cosiddette, erano i centri di tortura della Repubblica Sociale Italiana. Nella memoria collettiva le ville tristi sono legate a dei gruppi paramilitari o le parti speciali di polizia. In realtà le ville tristi era qualsiasi caserma della polizia italiana, della Guardia Nazionale Repubblicana, delle Brigate Nere. Cioè chiunque finisse nelle mani dei fascisti veniva regolarmente torturato. Non parliamo delle donne che finivano nelle mani di questa gente. E poi terrore contro terrore. Dall'estate del 1944 c'è l'impiccagione, c'è l'esposizione dei cadaveri, ci sono deportazioni di massa. E insomma, è una guerra che scava veramente un solco di odio profondissimo nella società italiana. Un'altra curiosità che è sempre legata invece alla vita politica e istituzionale di questa Repubblica che si costituisce, tra l'altro una Repubblica che si costituisce anche in opposizione a quella monarchia che invece aveva appoggiato il fascismo nel corso del ventennio. Ecco, come viene costituito questo Stato? Perché Salò, per esempio, come diciamo, sede del governo? E poi come viene organizzata, se riesce in qualche modo a costituire uno Stato con un minimo di efficienza? Allora, Salò non è la capitale, Salò è chiamata così perché c'era l'ufficio stampa. E allora i giornalisti gli arrivavano alla venina dicendo Salò comunica. E per cui Repubblica, poi come sono i giornalisti che fanno la storia molto spesso. E poi moltissimi giornalisti fascisti hanno scritto storia della Repubblica Sociale Italiana, Salò. Per questo motivo si viene chiamata così. Non c'è. Salò la Repubblica Sociale ha un enorme problema che non ha una capitale. Non ha una capitale per cui non c'è un centro politico. I ministeri sono sparsi per tutto il nord-est. Il Ministero della Cultura sta a Padova, fatto di dirne uno.
ci provano a fare un'amministrazione che in un certo senso funziona perché comunque la cittadinanza deve in qualche modo mangiare, i trasporti devono funzionare, le scuole devono andare avanti e la popolazione non può ritirare tutti i figli dalle scuole o non può smettere, i trampieri smettere di andare a lavorare per 2 anni, non si può fare. E quindi c'è una vita civile, vengono organizzati, c'è una vita culturale, addirittura Venezia rimane la capitale culturale della Repubblica, continua il Festival del Cinema, cioè si cerca di fare il più possibile una vita normale, perché la gente ha anche bisogno di normalità e di un minimo di certezze. Vengono riscosse le tasse, vengono riscossi i tributi, e ci sono degli amministratori che provano, continuano a fare il loro lavoro, alcuni cercando di salvare il salvabile, nel senso sono amministratori che hanno fatto l'amministrazione per tutta la vita, continuano a fare l'amministratore per anni sotto la Repubblica Sociale Italiana. Non tanto per Mussolini quanto per mettersi proprio a disposizione della popolazione. Il problema è qual è il progetto politico, la novità della Repubblica Sociale Italiana? È la socializzazione delle fabbriche, cioè questo tornare alle origini socialiste del fascismo attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione. Prima di tutto la socializzazione non funziona perché i tedeschi dicono grazie, no, ci pensiamo noi, la produzione è l'interesse militare e l'interesse militare lo difendiamo noi, per cui socializzano un paio di società tipografiche e poco di più. Ma poi è un programma che non funziona. Per quale motivo? La socializzazione nasce per ottenere il consenso della massa operaia, dei lavoratori, i quali vengono da 20 anni di dittatura fascista, che è una dittatura di classe, i quali dovrebbero dire: ma scusate, ma dopo 20 anni che ci avete oppresso, senza essere assolutamente retorici, per 20 anni siete stati la guardia bianca del grande capitale, ma perché dovremmo credervi adesso? E infatti la socializzazione non decollerà mai, anche perché i governi assolutamente non ci credono. Per cui l'unico, diciamo così, l'unica idea che ha Mussolini, quella della socializzazione, cade nel nulla. Tant'è vero che quando fanno le votazioni per i consigli di fabbrica, per le commissioni operaie, gli operai o non votano, o votano Marilyn Monroe, votano Truman, cioè mettono dei voti Stalin, cioè, perché la massa operaia non ci crede più al fascismo, non ci ha mai creduto in realtà, ma anche quei pochi che ci avevano creduto magari poi nel 1944 dicono: forse ci dovevate pensare forse 20 anni prima, ecco, a provare a fare i socialisti. Faccio l'ultima domanda e poi vi lascio la parola, che vi vedo interessati, sicuramente avrete molto questioni anche voi da povero professore. Ecco, mi sposto un attimo di più sull'attualità, faccio un po' giornalista in questo caso, e so che è sempre un esercizio delicato e difficile quello di attualizzare la storia, perché si rischia di cadere appunto in quelle semplificazioni in cui cadono spesso i politici, come è accaduto negli ultimi giorni. Ma così vi chiedo come vive appunto quando ci sono queste semplificazioni, queste attualizzazioni, queste anche addirittura a volte rivalutazioni, per cui insomma appunto il fascismo ha fatto anche cose buone, in fin dei conti questa è stata una guerra civile che quindi dobbiamo in qualche modo capire, no, che dove c'erano le ragioni dei po' di là, o addirittura, anche se poi mi rendo conto che intelligente da un dato biografico, il tema stesso della 10ª maschera è diventata quasi un vessillo di del generale Vannacci, no? che in qualche modo è sceso in politica in questi ultimi mesi e mi ricordo un dibattito televisivo in cui di fatto ha difeso questo corpo. Ma un po' un minimo di depressione mi viene perché uno capisce che il proprio lavoro è assolutamente inutile, perché uno scrive e poi ti rendi conto che lo storico non serve. Ma vi dico non serve quando io non dico che il mio libro è la verità, ovviamente non è una rilettura dei fatti attraverso la verità. Ma quello che deprime è che non è tanto quello che scrivo io, ma sono i documenti, i fatti
La memoria condivisa non esiste, non può esistere una memoria condivisa. Ognuno ha le sue memorie, ogni famiglia ha la sua memoria, ogni famiglia ha il suo trauma, ogni famiglia ha il nonno morto in Russia o il nonno partigiano, e ognuno o il nonno deportato ad Auschwitz. La mia memoria non può essere quella di un ebreo italiano, non può essere, non ha altra cosa. Ma la conoscenza dei fattori basici, quella sì. Cioè è quello che a me deprime, cioè questo negare completamente quelle che sono le evidenze delle scienze storiche. Il problema qual è? Quando si parla con persone con questa, appunto, questa mentalità, tu gli dici, ma guarda che gli storici, e loro ti rispondono, ma la storia la scrivono i vincitori. 3/4 dei libri sulla Repubblica Sociale Italiana l'hanno scritto i fascisti, però la storia ci hanno impedito di parlare. No, guarda, le prime memorialistiche dei fascisti sono del 46, non è vero, non è vero. Gli fai vedere i documenti, ma questo è falso. E gli fai sentire le testimonianze dei fascisti stessi e ti dicono le storte. Cioè è quasi totalmente così frustrante quando si parte da un punto di vista così radicato. Io ripeto, vengo da quel tipo di ambiente familiare quando ero ragazzino, per cui la fascinazione la capisco. Io non è che non capisco questo tipo di mentalità. Per un militare come Giannacci, parlare della 10ª MAS, poi lui la 10ª MAS è stata un'unità della Marina che ha combattuto, ha ottenuto tra le pochissime vittorie della Regia Marina nella seconda guerra mondiale ad Alessandria, no? Per 41-42, con imprese assolutamente etiche ed eroiche, tra l'altro anche estremamente, come dire, romantiche, quello che volete. E poi continuano a combattere nonostante siano stati traditi pochi. Questo tipo di mentalità, non posso capire questa fascinazione, ma poi quando ti rendi conto leggendo la storiografia o guardando i documenti o leggendo proprio quello che scrivevano gli stessi fascisti della 10ª MAS, le impiccagioni, gli stupri, le devastazioni dei paesi, insomma uno si dovrebbe rendere conto che certe cose sono indifendibili. Oppure poi ci sono quelle persone che dicono semplicemente no, questi commettevano per la dittatura, a me piace la dittatura, e a quel punto uno alza le mani. No. No, perché anche i partigiani, sì, però i partigiani siamo usciti dalla guerra civile con una repubblica democratica. C'è il famoso fuori onda tra Vittorio Foa e Giorgio Pisanò. Giorgio Pisanò, fascista, Vittorio Foa, senatore del Partito Socialista, e appunto Pisanò accusava, però anche voi partigiani avete fatto questo e quest'altro, e Foa risponde, sì, quello che ti do. Se avessi vinto tu, io starei ancora in galera. Abbiamo vinto noi e tu sei senatore della Repubblica. Che io lì, come dice la carta mia, come no. Però non c'è terzo. Cioè, perché se non accetti i valori della democrazia, della pace, della tolleranza, quello che tutto ciò di cui noi godiamo grazie alla resistenza, se questi non li consideri valori, è ovvio che senti la fascinazione della 10ª MAS. Però se senti la fascinazione della 10ª MAS vuol dire che tu nella democrazia ci campi male e non ci vuoi stare nella democrazia. Questo a me un pochino fa paura. Grazie. Abbiamo appunto parlato approfondito su trovare i punti di vista questo volume, che però è molto più ricco di quello che ci siamo detti in poche parole, e dunque da qui anche l'invito poi a prenderlo e a leggerlo, ma insomma credo che ci siano già da parte vostra ulteriori curiosità, riflessioni su quanto detto finora, per cui a voi la parola per porre appunto delle domande e interrogativi. Buonasera.
Buonasera, posso parlare? E mi corregga se dico delle inesattezze. Sì, ti metto più basso per un momento. E se no parlavo senza microfono. Mi corregga se dico delle inesattezze. E chiedo a lei che insomma che è uno storico e che quindi può dare una risposta. Allora, tra Italia e Germania, la Germania ha avuto una storia di dittatura molto più feroce e sanguinaria della nostra, però mi sembra che la società tedesca, a differenza della nostra, è arrivata ad una forma di pacificazione sociale che noi non abbiamo mai raggiunto e che non so se raggiungeremo mai, perché mi sembra che gli schieramenti siano ancora molto bellicosi dal punto di vista politico e viscerale in Italia e che in Italia forse non abbiamo mai fatto i conti con il nostro passato, perché non dimentichiamoci che il fascismo ha prodotto anche dei genocidi in Nord Africa, cosa di cui si parla raramente e che poi questi generali o commissari che lavoravano sono confluiti ad esempio nella Democrazia Cristiana o comunque in partiti di governo, mentre probabilmente in Germania ad esempio anche lì c'è in questo momento uno schieramento politico molto forte, molto bellicoso, l'AfD. Però nella Costituzione tedesca c'è una sorta di sbarramento che si chiama cordone sanitario che impedisce agli schieramenti di estrema destra di poter prendere potere. Scusi. E ci sono stati dei movimenti di popolo molto consistenti per impedire all'FD ad esempio di arrivare al potere. Quindi volevo chiederle cosa manca a noi italiani per poter arrivare ad questa forma di pacificazione sociale che ci permetta di vivere anche con il nostro passato. La ringrazio. Grazie. Raccogliamo 2 o 3 interventi. Sì, mi interessava un certo aspetto militare. Da quel poco che so, l'unica forza italiana che è andata al fronte è il battaglione Barbarigo della 10ª, mi pare. Gli altri, come ha confermato lei, le famose 4 divisioni addestrate in Germania non sono state praticamente mai utilizzate al fronte. E la 10ª sostanzialmente si è battuta soprattutto sia in funzione antipartigiana che alla frontiera est nei confronti degli jugoslavi. E qui in effetti per la 10ª credo sia comprensibile che ci sia una fascinazione, no? Cioè andare incontro alla bella morte e morire per la difesa dei confini nazionali da parte di giovani che, come ha confermato lei, andavano volontari senza nessuna costrizione solo per un ideale. Sul resto c'è molto da discutere, per esempio su queste famose 4 divisioni, quanti tentavano di andarci per poi sgagliatolare via in Italia e alcuni di sicuro sono anche passati poi nelle file partigiane. Però tutto l'insieme è comunque significativo, come diceva l'interlocutore, sono numeri comunque insomma importanti, sapendo che si andava, quasi sicuramente erano tutti coscienti che si andava verso la sconfitta finale. E quindi questa permanenza dell'idea di un fascismo, quello per dire del comizio del lirico, no? che si sveglia come improvvisamente, secondo me è quello che percorre ancora sotto traccia la nostra società, perché c'è quest'idea del grande uomo, no? Che viene tradito e a cui bisogna essere riconoscenti, perché anche quando è stato sospeso con la testa in giù non sono cadute monetine dalle tasche, perché era una persona onesta. Ecco, questo è difficile si crede che ancora queste cose siano un po' difficili da smantellare in un certo senso comune che si ammanta in maniera distorta del famoso antipartigiani hanno fatto certe cose, no? E nel nord Italia, dove c'è stata veramente la resistenza, chi è interessato
sopravvaluta determinati fatti che sono anche stati vissuti da chi ci viveva attorno e sottovaluta ovviamente gli altri. Non essendoci stato mai il processo vero ai responsabili, Graziani è morto nel suo letto tranquillamente, e questo è stato il grosso, la famosa morte della patria l'8 settembre, secondo qualcuno, e il mancato processo ai responsabili, cioè anche quando c'è stato il processo 2 anni dopo, se ne sono tornati a casa la maggior parte, ha permesso che ci fosse questo continuum. I tedeschi forse erano andati oltre un certo limite, anche lì i processi non è che siano stati granché, anche se insomma fino agli anni 60 un po' di cose le hanno chiarite, ma lì forse ci si è resi conto maggiormente di quello che si era stati, perché c'era stata Auschwitz. Da noi, siccome non c'è stato Auschwitz, tutto sommato la colpa è sempre stata data ai tedeschi. Secondo me i mancati processi, le mancate condanne e una storiografia che è emersa solo recentemente nell'approfondimento di alcuni temi hanno permesso che queste cose vengano ancora oggi sostenute da alcuni nostri senatori e da altri esponenti della nostra Repubblica. Grazie. Posso solo aggiungere, secondo me ha fatto una bella storia, però ha dimenticato un passaggio, ma così è mio, che Togliatti ha fatto l'amnistia ai fascisti, mentre i partigiani sono stati mandati a processo se avevano commesso La legislatura era ancora. mancava questo passaggio secondo me nel suo. Prego. Poi Rispetto alla tematica dell'autodiagnosticamento della memoria in relazione a quello che ancora adesso porta qualcuno a ritenere che qualcosa di buono sia stato fatto. È sconcertante il fatto che a Salò solo da pochi mesi il sindaco attuale abbia tolto la cittadinanza onoraria. E mi domando, dal punto di vista degli storici, definire sempre ventennio, considerando che forse lo scorso anno, attraverso la possibilità di leggere la documentazione storica portata di prima mano da Matteotti e capire che il fascismo aveva cominciato ad essere letale sin dalla fine del 19, in modo con la documentazione che abbiamo, a cui possiamo accedere anche senza andare negli archivi, mi domando perché sempre definirlo ventennio, se non almeno 25 anni, ma perlomeno, perché se consideriamo poi il 19 con tutta la tiritera di D'Annunzio e via dicendo, oltre al fatto che comunque anche si trascinava dalla guerra, in effetti è riduttivo, mi sembra. Bene, una parola professore, abbiamo accumulato mi pare una serie di riflessioni e anche di interrogativi, per cui intanto gli diamo la parola anche per poterli valorizzare e raccogliere, poi magari riusciamo a fare un altro giro. Allora, sì, tutte le società fanno una gran fatica a fare i conti con il passato, cioè non siamo gli unici a non aver fatto i conti con il passato. I tedeschi hanno fatto un'enorme fatica a venire a patti con i crimini della loro società, non solo del nazismo. Faccio un esempio. Norimberga ammazzano i principali generali fascisti nazisti e per cui il popolo tedesco si sente più o meno assolto. Cioè, è colpa loro, è stato Himmler, è stato Göring. Hanno pagato, non ci abbiamo più niente. Fino anni 50, all'inizio anni 60, processo Eichmann a Gerusalemme, ok, va bene, anche le SS. Nel 90 esce una mostra a Amburgo che si chiama I crimini della Wehrmacht, perché per loro, se noi abbiamo il mito del bravo italiano, loro avevano il mito della Wehrmacht pulita. Cioè le SS facevano le cose sporche, ma i soldati tedeschi dell'esercito regolare combattevano una guerra pulita. Esce questa mostra al liceo perché vengono fuori
dei crimini inenarrabili da parte delle truppe regolari. Per cui se tu avevi avuto il nonno SS non potevi dire nulla, se invece tuo nonno era stato in Russia con la Wehrmacht dici sì vabbè, ma ha combattuto una guerra da signori. Per cui anche i tedeschi hanno avuto un'enorme difficoltà, noi abbiamo avuto enormi difficoltà, come avete giustamente detto voi, mancati processi e una amnistia che cancella praticamente tutto, una politica della destra di rivalutare ovviamente il fascismo e quindi la propria esperienza politica, ma anche una politica della sinistra di mettere a tacere tutto quanto. Perché? Perché noi dovevamo, qui ci vorrebbe Filippo Focardi, noi ad esempio dovevamo firmare il trattato di Varsavia e non potevi dire no, noi siamo stati come società, siamo stati in buona parte complici di questo regime. No, è stata colpa del regime, punto, gli italiani si sono riscattati con la resistenza. Non parliamone più. È stata una scelta politica, è stata una scelta politica che non ci ha portato granché, perché il trattato di pace lo sappiamo non è che ci hanno fatto grandi sconti, e grazie al cielo perché ci hanno levato subito le colonie, perché poi volevamo tenerci almeno la Libia, l'Eritrea, la Somalia, pensate cosa sarebbe stato successo, cosa sarebbe potuto succedere con la decolonizzazione. Però è oggettivo il fatto che anche i governi democristiani e poi di centrosinistra hanno sempre detto che la colpa è dei fascisti, la società. Noi italiani siamo bravi gente, noi certe cose non le facciamo. E sono concetti talmente interiorizzati che quando ho cominciato a studiare queste cose, ci sono rimasto male. Quando ho studiato l'occupazione italiana della Jugoslavia, della Slovenia, e guardavo i rapporti della seconda divisione dei quartieri, dove ha servito mio nonno, mio zio, mio prozio e mio fratello, e vedere quello che scrivevano queste persone, dopo rastrellamenti, incendi di villaggi, rappresaglie di massa, insomma, per me è stato un dolore. Era brutto vedere queste cose, sapere che queste cose erano fatte, non le aveva fatte Eichmann, avrebbero potuto farle i pensieri. E quindi noi l'abbiamo così interiorizzato che per noi è così difficile superare questi miti. Il mito di Mussolini che non cascano i soldi dalle tasche. Io ho letto il rapporto dell'arresto di Rachele di Mussolini. Insomma, di sgherri, insomma, qualcosa gli era rimasto attaccato alle mani. Poi per carità, la moglie del Presidente del Consiglio per 20 anni, no? E nonché moglie del direttore proprietario del Popolo d'Italia, il giornale più diffuso in Italia, è ovvio che soldi ce l'avesse, ma che fossero poveri, no. Lei ha perfettamente ragione a dire perché si parla di 20 anni di regime, perché è una formula che anche per gli storici permette di sintetizzare, ma appunto, come tutte le generalizzazioni e le sintesi troppo facili, cancella quella che è la violenza estrema del fascismo già dal 1919. Non so chi di voi ha visto M, la serie. No. La descrizione della violenza fascista prima della marcia su Roma fatta da quella serie è straordinaria. È straordinaria. Perché è una violenza estrema, terribile, disturbante, vi assicuro che le scene sono disturbanti, ma perché il fascismo nasce così, nasce con la violenza, deve essere violento. I fascisti non hanno altre capacità politiche. Poi, grazie, governano per 20 anni, qualcosa si devono inventare, ma quelli nascono con l'idea di continuare la prima guerra mondiale in patria. Lo dicono e lo fanno. Noi non smobiliteremo mai. E sono gli ex arditi, sono gli ex ufficiali, sono gli ex legionari fiumani, gente che aveva fatto 4-5 anni di guerra. E quello sapeva fare, continua a fare quello. Prego. Volevo fare due domande telegrafiche, visto che siete abbastanza esauriente, no? La prima è questa.
Lei ha detto giustamente, stendiamo un velo pietoso sul re e su Badoglio, per quella è veramente la vergogna italiana più eclatante. No? Però a tradire il fascismo sono stati i fascisti, gerarchi, cioè il programma Grandi, fu quelli che tradirono veramente il fascismo. Cioè fu il famoso 25 luglio, il tradimento di alcuni dei gerarchi. La seconda domanda è questa. Secondo lei, ma quanti, mio padre che era ufficiale dei gruppi di Toscana non voleva sapere di andare in guerra proprio la campagna di Jugoslavia, ma quanti italiani, secondo lei, sapevano qual era la potenza russa, qual era la potenza inglese, qual era la potenza americana? Quanti? Se è vero che diceva uno storiografo del tempo che il 52% degli italiani non sapeva quasi né leggere né scrivere, quanti hanno partecipato alla guerra in maniera mio padre, perché non voleva sapere della guerra, assolutamente, però è stato costretto. Quanti però sapevano che, per esempio, l'Inghilterra era una potenza enorme, che l'America era una potenza enorme, che la Russia era sconfinata? Questo è. Qualche altra domanda? Prego. Ecco, riallacciandomi a questo, siccome ho un po' di testimonianze di prima mano, perché sia mio padre, sia mio nonno, sia mio zio hanno vissuto quei periodi là. Mio suocero era internato militare italiano, per cui effettivamente ha trovato sulla sua pelle quello che era il fatto di, lui diceva, rimanere fedeli a un giuramento, perché mio suocero, anche lui non era un progressista, è sempre stato monarchico ed è morto monarchico, però lui aveva giurato fedeltà al re ed è rimasto fedele al re, non l'aveva giurata Mussolini, così mi disse quando parlammo di queste cose. E lì effettivamente c'era una spiegazione di perché la stragrande maggioranza dell'esercito italiano non volle rimanere con Mussolini. Non era che fossero tutti di sinistra, era che erano persone all'epoca ancora di parola. Vero che il re si era comportato male, ma come mi disse mio suocero, che non credo fosse l'unico allora, anche se il re si è comportato male, non è una ragione perché io venga meno a un giuramento che ho fatto. Lì effettivamente questo dà da pensare. E anche dà da pensare il fatto che gli internati militari italiani siano stati riscoperti solo dal presidente Ciampi, di fatto, dopo oltre 60 anni da quelle vicende, e non abbiano mai goduto di una pensione. Poi il discorso che faceva l'ultimo signore qua, quello che preoccupava all'epoca era non tanto che il contadino veneto, calabrese o l'operaio sapesse come funzionava l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti o l'impero britannico. Il problema è che non lo sapeva neanche Mussolini. E non lo sapeva neppure Hitler, perché aveva rapporti sulla potenza industriale sovietica che la sottostimavano in maniera spaventosa, per cui mi viene in mente la vecchia battuta di Totò: siamo uomini o caporali. All'epoca l'Europa centrale era in mano ai caporali, perché anche Hitler era stato caporale. Grazie. C'è ancora Solo un'osservazione. Ritornavo al discorso della mancanza totale di un progetto politico da parte del fascismo e di Mussolini nella Repubblica di Salò. Invece di contro mi sembra importante sottolineare invece i progetti politici che c'erano all'interno anche dei partigiani, soprattutto grazie ai CLN, e ricordare l'apporto delle repubbliche partigiane che si sono distribuite nelle varie zone, e credo che quello sia stato un momento importantissimo di collegamento poi anche con la base, per cui il rapporto tra i partigiani e diciamo così il popolo, cittadini e cittadine, anche se mai completamente
stretto, però si è costruito e gli si sono poste le basi importanti anche di riforme, di progetti sociali, di cambiamenti, cioè tra i partigiani c'era la lotta per liberarsi dal fascismo, dal nazismo, ma c'era la lotta anche per rivendicare un nuovo modo di vivere, di governo e di società civile. E quindi credo che anche questo sia molto importante rispetto poi al fatto che come mai, io mi sono chiesta tante volte, ma com'è possibile che i giovani ventenni che sono cresciuti appunto nell'ideologia fascista, andavano a scuola del fascio, avevano una cultura monolitica, monocorde, unilaterale, poi si svegliano. Allora il passaggio, a parte la crisi, della guerra, quindi la caduta di tutte le falsificazioni che aveva fatto Mussolini, però certamente ci sono stati vari passaggi che li hanno portati a maturare, magari prima in maniera più inconsapevole, ma poi con una coscienza progressiva. Quindi insomma è molto importante anche vedere questo aspetto, mi sembra. Grazie. Davanti. No, solo una cosa, se chiedevo al professore, se dai documenti su cui ha lavorato risulta che la propaganda fatta dalle forze partigiane, diciamo le forze politiche anche che dirigevano la resistenza, nel convincere i giovani di Salò a uscire e a legarsi ai partigiani ha avuto qualche successo, diciamo. Grazie, a lei professore la parola. Molto complicata questa domanda, non sono a conoscenza di studi su questo argomento. I partigiani producevano ad esempio un giornalino in Piemonte, si chiama Naia Repubblichina, che era proprio dedicato ai soldati di Salò e per cercare di convincerli a disertare. Funzionava abbastanza la propaganda del terrore, nel senso che ogni tanto venivano pubblicati le liste dei collaborazionisti o degli ufficiali che sarebbero stati uccisi quel mese o entro breve. Quello funzionava abbastanza, nel senso che la gente si spaventava a morte. Però poi c'è anche il fatto che effettivamente cosa promette la resistenza, a parte il libro di Claudio Pavone, no? Racconta le tre guerre della resistenza: guerra di liberazione nazionale, guerra civile e guerra di classe. Poi c'è appunto liberiamoci dai tedeschi, liberiamoci dal fascismo, liberiamoci dal capitalismo. Ma fondamentalmente i partigiani promettono di far finire la guerra e la popolazione italiana era stremata da quanto anni, 5 anni, stremata dai bombardamenti, dalla fame, dalla deportazione, del terrore, non ne potevano più. Per cui sì, è vero, le repubbliche partigiane sono state un modo per far capire che un'Italia diversa era possibile, ma le repubbliche partigiane sono comunque fenomeni molto piccoli e molto circoscritti nel tempo. E almeno da quanto ho letto io degli studiosi più addentro di me in questo argomento, non vanno troppo utilizzati. Però è vero che propongono qualcosa di diverso, ma soprattutto propongono la fine della guerra, propongono di cacciare i tedeschi, propongono di liberare gli internati militari, cioè di far finire quell'incubo che era la società italiana durante l'occupazione nazista e durante la seconda guerra mondiale. E io ho intervistato un carabiniere che è andato in Jugoslavia, reduce qualche anno fa, e lui mi racconta questo: ma voi cosa sapevate della Russia, cosa sapevate della Jugoslavia? Questo era Marchigiano, paesino del centro Italia. Dice: guardi, noi non avevamo, non c'era una radio in paese, non arrivavano i giornali, le notizie le dava il banditore comunale, cioè arrivava la signora con la trombetta e diceva: da domani le classi del 22 e 21 vanno sotto le armi. Fine. Non sapeva nulla. Cioè un paese che non ha un sistema radiofonico ancora, cioè nelle campagne non c'erano le radio, non arrivavano i giornali, c'era un tasso di enorme e ancora di analfabetismo.
La propaganda fascista funziona male perché non ha gli strumenti per arrivare. Noi, ovvio che noi abbiamo le immagini di civiltà, abbiamo le immagini di Mussolini che ci gira la manovella, ci gira l'arma del forte, perché il fascismo ci prova a far vedere quanto è moderno, quanto ha modernizzato il paese, ma il paese fondamentalmente è arretrato. La differenza di radicalizzazione tra i soldati tedeschi e i soldati italiani, perché i soldati tedeschi avevano una formazione culturale e ideologica che era arrivata in maniera capillare, gli italiani no. Per cui la leggenda del fante contadino non è una leggenda, erano fatti contadini, gente che è andata a combattere senza assolutamente sapere perché. Con tutto che appunto Papa Rosso, la moderazione di attacco all'Unione Sovietica, è fallimento perché anche i nazisti sbagliano completamente i calcoli. Non hanno idea di cosa ci sia dietro gli Urali, pensano, e poi sono ideologicamente squadrati, per cui l'idea è diamo una spinta a questo colosso bolscevico, che però, essendo il bolscevico slavo, è debole, gli diamo un calcio e viene giù tutto l'edificio, come disse Hitler. Insomma, era un pochino più solido, ecco, rispetto a quello che diceva Hitler. Per cui è vero che moltissimi ragazzi di 20-20 anni vengono buttati in un caldero senza sapere assolutamente nulla. E alcuni imparano la politica durante la guerra. E per cui è vero che sono cresciuti nel clima del fascismo, ma magari hanno fatto 2 classi di elementari. Gli hanno insegnato che Mussolini è buono e che il fascismo è un grande regime. E poi però sono andati all'estero, perché sono andati in Grecia, sono andati nei Balcani, sono andati in Russia, tornano e dicono no, hanno raccontato un sacco di balle. Per cui per questo molti fanno questo scatto nel 43, perché si rendono conto che gli hanno raccontato un sacco di bugie. Solo una cosa, per correttezza e non per polemica. Quando all'inizio lei ha accennato i numeri, i 130-150 mila partigiani sono quelli della primavera del 45, perché ovviamente nel 43 ci sono degli andamenti su e giù che vanno dai 50.000, quindi è solo la cifra finale, perché poi anche sui numeri poi. Però nell'estate del 44 si avvicina abbastanza a quella cifra, perché dipende, la guerra partigiana è legata al clima. Esatto. Cioè, in montagna d'inverno non ci può stare, se non c'è una baita. Per cui insomma, nell'estate del 44 si arriva a cifre importanti. Adesso non ce l'ho sulla vita di una mano, ma mi sembra che la R6 li stimi sui 90.000 nell'estate del 44 e si arriva a 150.000, a 200.000, a 300.000, cioè si arrivano a delle cifre. Poi gli stessi partigiani erano furibondi. Se leggete le memorie dei partigiani, quelle pubblicate poco dopo la guerra, dicono ma noi nell'aprile del 45 siamo ritrovati con le bande piene di gente che non aveva visto il fucile neanche lontanamente. No? Arrivano questi con il fasciale tricolore, con la fascia tricolore, io questo non l'ho mai visto. Il Ricompart, l'ufficio di riconoscimento partigiano, che io ho visto per un po' i fondi, e insomma erano abbastanza larghi nel dare il riconoscimento partigiano. Serviva per dare l'impressione. Per creare un'identità della nazionale nuova. Molto semplicemente, è stata una scelta politica. Professore del programma Grandi, cosa ne pensa? Cioè, cosa quel tradimento di Cerati? Allora, non sono dubitati, allora qui bisogna rifarsi ai venerati maestri, cioè Emilio Gentile ha scritto un bellissimo libro che si chiama 25 luglio del 1943, in cui lui riprende tutte le testimonianze di Liceo e lui dice loro non volevano abbattere il fascismo, loro volevano salvare il regime, mettendo un pochino da parte Mussolini, cioè non si sono resi conto di quello che hanno fatto. Questo dice Emilio Gentile in quel libro, mi fido abbastanza. Comunque era già la frutta, sì, questo è sicuro, cioè hanno decretato quello che era evidente. Mi pare che poi insomma le curiosità sono tante.